Dopo 2 mandati da sindaco e dopo 5 anni fatti in opposizione, non mi piace dire opposizione, mi piace dire consigliere di controllo. Ho visto delle cose che a mio avviso non funzionavano, a mio parere. Sono stati 5 anni che avremmo potuto crescere molto di più, invece alla fine ho visto che per vari motivi sono stati 5 anni che siamo rimasti molto fermi, soprattutto fermi nei grandi progetti che riguardano e interessano Rossano Veneto. Di che cosa ha bisogno oggi Rossano? Rossano praticamente ha bisogno di attrarre persone interessate con dei capitali per poter far sì che il paese cresca. Queste persone che vengono attratte, che sono interessate a investire in Rossano Veneto, alla fine con queste operazioni costruiscono posti di lavoro. Noi abbiamo bisogno di costruire posti di lavoro, abbiamo bisogno di stare con le aziende, agevolare le aziende, se possibile detassare le aziende. Oggi bisogna detassare, bisogna togliere tasse, se fosse possibile per esempio diminuire l'addizione IRPEF sulle buste paga delle persone sarebbe una gran bella cosa che io voglio fare assolutamente. Oggi abbiamo bisogno di sicurezza e impresa. Oggi c'è bisogno di assistere giovani, anziani e imprese perché il paese riprenda a crescere, perché in questi 5 anni non ho visto un paese che è cresciuto.